Voi oggi con questo progetto di legge di assestamento ci presentate una manovra tecnica in cui registrate le entrate tributarie ed extratributarie in più che vi sono arrivate, in cui adeguate i fondi accantonati sulla base dei calcoli appunto anch'essi meramente tecnici, acquisite al bilancio regionale le devoluzioni del Consiglio e ricalibrate gli impegni finanziari per la contrazione di mutui. Ora, a noi sembra che questa modalità di procedere rispetto ad un adempimento di legge così importante come l'assestamento non sia sufficiente, perché invece a nostro giudizio sarebbe stato necessario in generale e quest'anno in particolar modo sommare all'adeguamento tecnico previsto dalla legge anche una verifica politica specifica, precisa, sulle spese già sostenute e realizzate, su quelle che saranno necessarie o che sarà necessario sostenere nel secondo semestre di questo anno. Perché noi oggi abbiamo una responsabilità che non riguarda semplicemente l'essere in regola con i conti pubblici, ma riguarda anche la capacità che avremo, se l'avremo, di essere tempestivi nelle decisioni che assumiamo, nella capacità cioè di mettere a terra, come si dice, quando serve, quando è necessario un provvedimento. Anche perché, guardi, Assessore, io penso che mai come quest'anno, o meglio, più quest'anno che l'anno precedente, siamo nelle condizioni di orientarci rispetto alle nuove necessità. Perché capivo il 2020 quando non avevamo idea di cosa sarebbe accaduto e di come avrebbe il Covid investito le nostre società. Ma noi oggi abbiamo dei riferimenti sui quali potremmo mettere già in campo delle soluzioni. Non a caso nella correlazione ho citato il trasporto pubblico locale, perché quello è un tema che a settembre avremo. E non arrivare all'ultimo minuto, qualora il governo dovesse darci indicazioni in tempi stretti, ma avere già in mente un piano d'azione e avere già le risorse a disposizione per poterlo affrontare, io credo sia necessario, perché è vero che l'anno scorso la Regione del Veneto in poco tempo ha messo 8,5 milioni di euro per far fronte alle necessità legate al trasporto pubblico locale. Sarebbe però serio, corretto ricordare che quegli 8,5 milioni di euro non erano risorse della Regione, ma erano avanzi di risorse del Fondo Nazionale per il Trasporto degli anni precedenti che non eravate stati in grado di usare, che era andato a residuo e che raschiando nel momento del bisogno è stato utilizzato. Non lo dico perché sennò passa la narrazione che il problema del trasporto pubblico locale del settembre 2020 è risolto con le risorse della Regione. No, 8,5 milioni sempre che venivano dallo Stato. Lo dico per correttezza, erano residui degli anni precedenti. Erano residui degli anni precedenti. Assessore De Berti, lasci intervenire la correlatrice. Grazie. Erano risorse, dicevo, degli anni precedenti del Fondo Nazionale non spese. Ora, tutta questa questione, cioè della necessità di aggiungere alla correttezza formale anche sostanza politica, deriva dal fatto, secondo me, Assessore, che Monti, quindi quello della correttezza tecnica, andava bene nel 2012, quando cioè si stava uscendo a malapena e a fatica dalla grande crisi finanziaria, quando le istituzioni comunitarie imponevano all'Italia e non solo all'Italia politiche di austerity e quando, diciamo, il piano politico istituzionale di questo Paese era sostanzialmente esercitato da figure tecniche. Oggi questa fase storica, questa fase politica non richiede più Monti, richiede Ursula von der Leyen, richiede Biden, cioè richiede politiche che non siano restrittive, che non puntino alla mera correttezza tecnica, ma richiede un impegno forte verso politiche espansive, perché c'è solo un modo per sostenere l'impresa o per sostenere la coesione sociale,
e cioè quella di utilizzare risorse pubbliche come spinta, come sostegno, come leva per generare benessere diffuso. Ed è quello che ha fatto l'Europa con il Next Generation EU, è quello che ha fatto il governo con 175 miliardi a disposizione. E noi in questo scenario, per parafrasare la suggestione del capogruppo, non possiamo dentro questo scenario essere la regione dei montiani. Dobbiamo invece essere in grado di accelerare in questa direzione, e io posso anche confidare nell'impegno che l'assessore ci ha annunciato di procedere nei prossimi mesi a questa necessità. Ma guardi, assessore, che la tempestività e la velocità in questa fase non è una variabile indipendente, ma determina il successo e l'insuccesso delle politiche. Ecco perché pensiamo che così non sia sufficiente. E lo dico anche perché appunto vedo che spesso in questo Consiglio si fa a gara a dimostrare quanto siamo i più bravi, i primi, i migliori, senza voler vedere invece non soltanto le cose che non vanno, ma anche gli esempi di chi davvero è più bravo. Perché anche l'Emilia-Romagna, assessore, ha ottenuto un giudizio positivo di parifica qualche giorno dopo di noi. Anche l'Emilia-Romagna, faccio un esempio della regione contermine, anche l'Emilia-Romagna ha già approvato rendiconto e assestamento, ma l'Emilia-Romagna, a differenza del Veneto, a fianco dell'assestamento ha messo una manovra di bilancio di $500 milioni, e quel $500 milioni lo ha devoluto a una serie di priorità che il Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna ha indicato come essere delle necessità. Lo dico, guardi, Presidente Bizzotto, se ha qualcosa da dire io l'ascolto volentieri, se non le interessa quello che dico io può serenamente uscire, quindi se mi fa finire... Lasciamo parlare la Camani, per favore. Per favore. Io l'ho invitata, mica l'ho obbligata a uscire. Le chiedo però, la obbligo a farmi parlare se posso, perché mi sta disturbando. Quindi dicevo che questo esempio che le ho fatto, assessore, è per dimostrare che può esserci un altro modo di lavorare e che oggi io credo anche il Veneto abbia bisogno di un altro modo di lavorare, che è fatto appunto della tempestività nelle risposte e dell'assunzione di responsabilità rispetto ai nostri cittadini che ci chiedono risposte. Ce ne chiedono le famiglie. Ho fatto alcuni esempi in correlazione che spero vorrà tenere in considerazione quando appronteremo variazione di bilancio, e quindi i servizi per la famiglia e l'attività sportiva come elemento di coesione sociale. Ne hanno bisogno le imprese, perché anche qua la retorica che le imprese venete si arrangiano e sono bravissime da sole è evidentemente una retorica destinata a infrangersi contro il muro della realtà. Io invece penso che le nostre imprese, proprio per poter competere nella legalità, hanno bisogno di infrastrutture e sostegni, e ne hanno bisogno in generale i cittadini del Veneto. Quindi, in attesa davvero di veder realizzato l'impegno dell'assessore alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva, per valutare concretamente dal punto di vista politico cosa servirà al Veneto nei prossimi mesi, non possiamo che annunciare il voto contrario del gruppo del Partito Democratico a questa proposta di manovra di assestamento, perché appunto non la riteniamo all'altezza della sfida che abbiamo davanti. Grazie Presidente.